partito in Italia con il 34,3%, nella circoscrizione nord-orientale il Carroccio ottiene il 41% delle preferenze e il partito dovrebbe portare a Bruxelles 6 europarlamentari dal nord-est. In Veneto la Lega sfiora il 50%, un elettore su due ha scelto il Carroccio, affluenza al 63% per le europee e al 67% per le amministrative. La soddisfazione del governatore Zaia per l'esito delle europee, su Twitter scrive: la Lega primo partito in Italia, grazie Matteo Salvini. Partito Democratico secondo partito con il 22,7% dei voti, nord-est i Dem conquistano il 18,9%, crollo dei 5 Stelle. La reazione delle imprese dopo il voto per Confindustria Vicenza, ora basta con i teatrini al governo, subito autonomia e TAV. Elezioni comunali, alle 14 l'inizio dello spoglio, ma in 56 comuni con un solo candidato superato il quorum ci sono già i sindaci. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana, prima edizione dei nostri telegiornali. Per chi ci ha seguito della lunga maratona durata fino all'1:30 di questa notte con Ferdinando Varino, con lo speciale Ring Elezioni, si è trattato di una pausa di poche ore e quindi ci ritroviamo per fare il punto finale della situazione per quanto riguarda le elezioni europee, aspettando quello che sarà poi lo spoglio alle 14 per le elezioni comunali, anche se come avete visto dai titoli ci sono già alcuni sindaci eletti, sindaci dove il quorum è stato raggiunto e questo bastava perché si trattava di avere soltanto un candidato. Allora, elezioni europee, ci siamo lasciati all'1:30 di questa notte con una Lega Valanga, e una Lega Valanga è confermato, mancavano alcune sezioni, ne mancano ancora qualcuna, ma fondamentalmente il risultato è questo. Allora io direi subito, in attesa poi di i primi collegamenti, di guardare il risultato del voto per le europee partendo dalla schermata, ecco, della italiana, diciamo nazionale, con la Lega al 34,3%, quindi ben oltre il 30% di cui si parlava a inizio spoglio, poi il Partito Democratico al 22,7%, quindi il sorpasso di cui si è dibattuto in queste ore nei confronti del Movimento 5 Stelle, che arriva al 17,1%, poi Forza Italia 8,8%, Fratelli d'Italia 6,5%, più Europa al 3,1%, Europa Verde 2,3%, poi gli altri partiti, la sinistra 1,7% e via via gli altri, il Partito Comunista Animalista, Sud Tirol Volkspartei, Popolo della Famiglia, Casa Pound e Popolari per l'Italia sotto l'1%, il Partito Pirata, Forza Nuova, Autonomia per l'Europa e Movimento Pensiero Azione. Questo è il risultato per quanto riguarda l'Italia, quindi il trionfo della Lega, come appunto è stato detto in queste ore a livello nazionale, per molti è nata la Lega Nazionale. Adesso vediamo circoscrizione nord-est, quindi andiamo più nello specifico della nostra area. Allora vediamo la tabella della circoscrizione nord-est, dove inevitabilmente le cifre della Lega vanno a salire, bisogna dire anche del Partito Democratico in questo caso. Lega 41%, circoscrizione nord-est. Il Partito Democratico al 23,8%, Movimento 5 Stelle 10,3%, invece in forte discesa nel nord-est rispetto al nazionale, il 5 Stelle già in discesa comunque a livello nazionale, poi Forza Italia al 5,8%, Fratelli d'Italia al 5,7%, più Europa al 3,5%, Europa Verde al 3,1% e via via poi gli altri che vedete in questa schermata, che vanno appunto a replicare un po' qual era la situazione nazionale. Dal nord-est al Veneto, e qui appunto c'è il risultato ancora maggiore della Lega con quel 49,9%, quindi sfiorato il 50%, di fatto un elettore su due è andato a votare, ha votato Lega, il Partito Democratico al 18,9%, Movimento 5 Stelle in ribasso ancora 8,9%, Forza Italia al 6%, più vicino dunque ai 5 Stelle, Fratelli d'Italia al 6,8%, più Europa al 2,7%, Europa Verde al 2,7%. Quindi questa è la situazione, il trionfo, la cosiddetta Lega a valanga, che è un po' il titolo generale di queste
ore sia a livello nazionale che ovviamente a livello nord-est e veneto. Guardiamo adesso anche le affluenze, perché anche l'affluenza è stato un dato importante. Luigi Di Maio, in quello scarno comunicato, che è l'unico per ora momento in cui i 5 Stelle hanno fatto una seppur scarna disamine di quanto accaduto, perché per adesso sono rimasti in silenzio, Luigi Di Maio ha sostanzialmente detto che la colpa del pessimo risultato dei 5 Stelle è dovuto all'affluenza. Vediamo allora l'affluenza per quanto ci riguarda le nostre zone, quindi vediamo in Veneto l'affluenza per le europee è stata al 63,99%, diciamo a livello di media regionale, e la provincia dove si è votato di più, dove maggiore è stata l'affluenza, è stata la provincia di Padova con il 69,16%. Poi ovviamente ci sono anche le elezioni comunali, quindi vediamo l'affluenza alle elezioni comunali, dovrebbe esserci la tabella, eccola qui. Se a livello italiano l'affluenza alle comunali è stata del 68,01%, leggermente sotto il dato Veneto 67,27, comunque un risultato importante, e è stata la provincia di Padova quella dove si è andati di più a votare per quanto riguarda le elezioni comunali. Dicevamo, lo spoglio inizia alle 14. Allora, se non abbiamo ancora il collegamento con Luca Zaia, che da San Vendemiano sta commentando proprio in questi momenti il risultato delle europee, fatemi cenno poi quando ce l'avremo in diretta. Allora vediamo, facciamo un riepilogo allora in un servizio del risultato europeo nel Veneto e nel nord-est, e quali sono allora i candidati che sono in viaggio, diciamo, verso Bruxelles. La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Italia con il 34,3% dei voti, crolla il Movimento 5 Stelle che si ferma al 17,1%, il Partito Democratico alle spalle del Carroccio con il 22,7%, Forza Italia conquista l'8,8% dei voti, Fratelli d'Italia il 6,5%. Cambia di poco lo scenario nella circoscrizione nord-orientale che comprende il Veneto, anche qui exploit della Lega con il 41%, Partito Democratico 23,8%, 5 Stelle 10,3%, Forza Italia 5,8%, Fratelli d'Italia 5,7%. Guardando poi al dato regionale, il Carroccio ottiene il 49,9% delle preferenze, PD al 18,9%, Movimento 5 Stelle 8,9%, Fratelli d'Italia 6,7%, Forza Italia 6%. Situazione ancora da confermare, visto che mancano ancora una manciata di sezioni da scrutinare, ma il quadro che si sta delineando è abbastanza chiaro. Per la circoscrizione nord-orientale la Lega dovrebbe portare in Europa 7 europarlamentari, 3, forse 4 il Partito Democratico, 1 o 2 5 Stelle e 1 Forza Italia e Fratelli d'Italia. Andando nel dettaglio, nella Lega Matteo Salvini conquista oltre 545.000 preferenze, Mara Bizzotto 94.358, Gian Antonio D'Arè 47.073, Paolo Borchia 37.242, Alessandra Basso 25.042, Elena Lizzi 24.481, Marco Dreosto 22.538. Tra i democratici l'ex ministro Carlo Calenda ottiene oltre 272.000 voti, Elisabetta Guelmini 76.744 e Paolo De Castro 51.797. Nel caso sia confermato un quarto eletto all'Europarlamento siederà Alessandra Moretti con 50.886 preferenze. Marco Zullo al momento il pentastellato che farà le valigie per Bruxelles, in forse Sabrina Pignedoli. Fratelli d'Italia porterà all'Europarlamento Sergio Berlato con 19.400 preferenze. Discorso diverso per Forza Italia, che alla luce dell'accordo con il Südtirol Volkspartei rischia di non vedere nessun esponente sedere nell'emiciclo europeo, dove invece dovrebbe entrare Herbert Dorfmann, che ha ottenuto 100.000 voti. Allora, questi gli eletti, i probabili eletti quasi certi. Allora subito con il governatore Zaia, che vedo in collegamento dalla sua San Vendemiano. Buongiorno governatore, mi sente? Buongiorno. Allora, grazie, buongiorno. Vedo un sorriso e non poteva essere altrimenti. Allora, questa Lega davvero a valanga. Allora, il primissimo commento, lei ha fatto un tweet stamattina, se non sbaglio, in cui ha detto grazie Matteo Salvini, Lega primo partito in Italia.
Beh sì, lo confermo, grazie a Matteo Salvini, perché è lui fautore di questo successo, ci ha creduto e ci ha portato una Lega dall'agonia alle stelle, e uscendone poi vincitore anche come nuovo leader europeo, perché questo è il dato, è la sintesi massima di quello che è accaduto. Da queste urne ne esce una Lega che guadagna quasi 3 milioni e mezzo di voti in più, ne esce un PD che non è vero che cresce, perché perde 187 mila voti rispetto alle ultime politiche, e i 5 Stelle che dimezzano il consenso perdendo oltre 6 milioni di voti. Senta, l'asticella di cui si parlava prima delle elezioni era quel fatidico 30%, ampiamente superato. Adesso i rapporti di forza insomma, sono cambiati all'interno del governo, anche se Salvini ha subito detto che non ci saranno regolamenti di conti. Lei cosa dice? Ma è che Salvini è stato coerente, fin troppo coerente e in linea con il suo pensiero, ma il nostro pensiero che è quello che noi abbiamo un contratto di governo da rispettare. Se i 5 Stelle decidono che l'autonomia non si debba fare, che la pedemontana non si debba fare, che la TAV non si debba fare, che non si debbano fare tutte le Olimpiadi perché anche quelle non vanno bene ai 5 Stelle, le iscrizioni all'UNESCO e quant'altro, hanno l'occasione per mandare a casa il governo. Io spero invece che si faccia tutto e si dimostri che ci sono persone per bene che sono al governo. Ecco, l'ha citate lei le opere, insomma, TAV, pedemontana e poi ovviamente l'autonomia. Quanto ha pesato secondo lei l'ostruzionismo in Veneto, soprattutto visto il risultato nord-est e Veneto? Guardi, le faccio un esempio, l'autonomia ci fa uscire forti perché il Veneto è la regione che prende più voti come Lega a livello nazionale, ma non ci fa uscire forti solo a livello del nord ma anche a livello nazionale, perché se lei guarda i dati a livello delle regioni del sud, ad esempio, noterà che i 5 Stelle sono sopra la Lega in Sicilia, ma ha già l'autonomia, e poi in Campania a casa di Di Maio, e per il resto la Lega ha superato i 5 Stelle un po' dappertutto. E quindi vuol dire che la partita dell'autonomia non è un problema, ma invece è una vera partita nazionale che non viene bocciata dalle urne, e tutti quelli che hanno votato Lega sanno benissimo che quel 34% di voto alla Lega è un voto che si dà a un partito che comunque difende l'autonomia. È la prova provata che Di Maio era sulla strada sbagliata rispetto al tema autonomia. Ecco, ma su questo secondo lei sarà una svolta questo voto, questo cambiamento dei rapporti di forza, oppure se il Movimento 5 Stelle resta sulle sue posizioni di attendismo potrebbe esserci conseguenze gravose per il governo, perché non è detto che nonostante siano cambiati i rapporti di forza il pensiero cambi da parte di Di Maio e dei pentastellati? Ma guardi, io mi rifiuto di credere che ci sia la volontà di portare l'agonia al governo. Noi vogliamo fare le cose, l'ho detto. C'è un piccolo problema tecnico, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Zaia. Eccolo, adesso lo vedo però non lo sento. Mi sente? Mi vede? Sì, adesso sì. Mi sente adesso? È sparito per qualche secondo, sì, stava dicendo. Allora, riprendo, dicevo che Matteo Salvini è stato molto chiaro, nel senso che a noi non interessano poltrone, reimpasti o quant'altro, ma ci interessa il fare, no? Cioè che si facciano le opere, che si faccia l'autonomia, che si vari definitivamente questo progetto per il rilancio dell'economia. Se qualcun altro al governo, e mi riferisco ai 5 Stelle, è interessato a portare tutto questo all'agonia, noi ci chiamiamo fuori, ma non è nostro ovviamente obiettivo quello di chiamarci fuori, ma è quello di fare le cose. Senta, anche industriali, subito una prima reazione, c'è un primo comunicato da parte degli industriali di Vicenza, ma che rispecchia evidentemente il pensiero di tutti gli industriali, è proprio su autonomia e TAV, hanno detto basta con questi teatrini, adesso subito autonomia e TAV. Ma guardi, ha ragione il Presidente Vescovi quando dice subito autonomia e TAV, ma è esattamente il mio pensiero, il pensiero di noi veneti. Non si può pensare che ci sia ancora qualcuno che ha qualcosa da ridire. Abbiamo passato un anno, guardi, a sentir parlare male della TAV, male della pedemontana, male della politica ambientale, male delle Olimpiadi, male del Prosecco, male di tutta una serie di robe, e adesso andiamo avanti, si va avanti, dobbiamo fare autonomia, opere pubbliche e così via. E non sono delle invenzioni per creare sprechi o dar vita a ruberie come qualcuno vuol far pensare. La verità è che sono tutte opere programmate messe nei programmi nazionali e regionali. Senta, venerdì l'abbiamo vista molto arrabbiato, era il giorno dopo, insomma, l'ammissione da parte del Ministro di essere stato il fautore di quell'indagine
indagine ambientale sulla Pedemontana, ha sbollito un po' la rabbia o ce l'ha ancora addosso? No, guardi, assolutamente no, ma non è lesa maestà, mi spiacerebbe che qualcuno la vedesse come lesa maestà, male non fare, paura non avere, però non si può neanche far passare l'idea che in un cantiere che per quanto organizzato sia fa passare, che so, 5-6 mesi di lavoro per ripulire una discarica che intercetti nel sedime della realizzanda superstrada Pedemontana Veneta, e poi fai tutte le palificazioni in acciaio, fai le gettate, fai le colonne, fai il muro in cemento armato, ecco, tu faccia passare l'idea, qualcuno voleva far passare l'idea che nottetempo qualcuno ha nascosto i rifiuti dietro il muro in cemento armato. Bisogna veramente avere a che fare con gente che non è seria. E il Ministro era sufficiente che chiedesse informazioni, ma lo dico a Luca Zaia, le chiedesse all'ARPA, che è organo di PG, di polizia giudiziaria, lo avesse chiesto alle ULS, a chiunque, si sa tutto di quella discarica. Ne abbiamo intercettato una decina facendo i 94 km della Pedemontana, e in Veneto di discariche abusive ad oggi ne abbiamo censite 485, che vengono dalla notte dei tempi, sono discariche di rifiuti solidi urbani per la maggiore, che vengono da 40-50 anni fa. Questa è la vera storia. Senta, torniamo all'autonomia, lei qualche giorno fa diceva, insomma, se è il caso si va in piazza, ma secondo lei adesso è il caso della piazza, al momento della piazza, o aspettiamo, si attendono le mosse adesso, anche dopo questo cambiamento dei rapporti di forza? No, guardi, io capisco la sintesi giornalistica, io ho detto una roba diversa, mi hanno chiesto ma cosa accadrà se non arriverà l'autonomia, ho detto i veneti finiranno in piazza, questo ho detto. Dico che se qualcuno chiedesse a me se oggi è opportuno andare in piazza, no, direi di no perché la congiuntura astrale è assolutamente positiva. Andare in piazza per l'autonomia in questo momento vuol dire dare l'alibi a chi non la vuol fare, perché invece bisogna inchiodare davanti alle responsabilità chi è il governo che deve darsi l'autonomia, perché noi abbiamo seguito un percorso assolutamente legale, legittimo, sancito dalla Corte Costituzionale con una sentenza, per cui non ci sono scuse e non ci sono alibi, e non ce ne debbono essere di alibi. Senta, facciamo un rewind a marzo 2018, un anno fa, alle elezioni ovviamente politiche, ma col senno di poi avrebbe mai immaginato una Lega al 34% a livello nazionale? Beh, un po' sì, anche perché Matteo ci ha messo impegno totale, l'ho dimostrato. Guardi, io ho fatto una campagna, questa campagna ho fatto 136 incontri, ho girato tutto il Veneto e il clima era molto, molto buono e frizzante. Direi che è il riconoscimento di un grande lavoro che abbiamo fatto, di coerenza da parte di Salvini, che ha detto chiudo i porti li ha chiusi, mi impegno per la pubblica sicurezza e si è impegnato, e dall'altro il grande tema dell'autonomia, da queste elezioni esce l'autonomia. Ma visto che lei dice facciamo rewind, voglio anche dire un'altra cosa, che se partiamo dal 4 marzo 2018... Si è interrotto nuovamente il segnale, fatemi sapere se si... Mi sente? Adesso lo sentiamo, qualche secondo è sparito, diceva se facciamo rewind, sì, la sento. Sì, ripartiamo anche da quel 4 marzo, è bene anche rimettere in ordine i fattori, cioè i 5 Stelle perdono in un anno, dalle politiche di un anno fa alle europee di oggi, perdono più di 6 milioni di voti, dimezzano il loro consenso. La Lega ne guadagna 3 milioni 440 mila, quindi quasi 3 milioni e mezzo, e il PD, a me spiace che qualcuno sia con toni trionfali che dice che il PD è cresciuto, il PD ha perso 187 mila voti dalle elezioni dell'anno scorso, questo è il vero tema. Poi capisco che si giochi con la matematica, con le percentuali, ma i voti, cioè le teste che sono andate a votare per il PD rispetto all'anno scorso sono 187 mila di meno, vuol dire che sono stati a casa o hanno votato per qualcun altro. Vi faccio l'ultima domanda e poi la lascio. Faccia conto di avere Di Maio di fronte, cosa gli dice adesso da governatore del Veneto? Ma guardi, io direi in Veneto sta buon e fa l'autonomia. Bene, più chiaro di così, perfetto. Grazie allora Presidente Zaia, grazie del suo commento, della sua disamina della situazione, grazie anche a Lucio Zanato che ha reso possibile il collegamento da San Veneriano, dove appunto nel suo comune Luca Zaia ha fatto un po' il punto della situazione. Allora fra poco ci collegheremo anche live con Trieste, dove c'è il pariruolo, diciamo, di Luca Zaia, Massimiliano Federica, presidente del Friuli Venezia Giulia, che sta
facendo un po' anche lui il punto della situazione anche nello specifico del Friuli Venezia Giulia. Allora fatemi sapere quando avremo il collegamento live con Trieste. Nel frattempo abbiamo visto un po' la situazione regionale, vediamo allora un più specifico quadro delle elezioni europee in provincia di Padova. La provincia di Padova si aggiudica il primato dell'affluenza. Alla chiusura dei seggi aveva votato il 67,3% degli elettori, un dato positivo a livello regionale, anche se si registra un calo di 2 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 2014. Il comune padovano dove si è votato di più è stato San Pietro in Gu nell'Alta Padovana, dove l'affluenza è stata dell'81,3%. Per quanto riguarda Padova città, ha votato il 64,21%, in netto calo rispetto al 71,85% del 2014. C'è da dire però che 5 anni fa si votava anche per le amministrative con l'elezione di Bitonci, caduto dopo 2 anni di mandato. Spicca a livello provinciale il trionfo della Lega con il 48%, un dato in linea con il risultato veneto. Secondo partito il PD con il 20%, crollo per il Movimento 5 Stelle che si ferma al 9,19%, mentre Fratelli d'Italia supera invece Forza Italia. 56 i comuni al voto anche per le amministrative, 4 quelli con più di 15.000 abitanti, Cadoneghe, Selvazzano, Monselice e Rubano. Quest'ultimo però con soli 2 candidati non rischia il ballottaggio. In 9 comuni invece dove si è presentato un solo candidato è stato raggiunto il quorum, quindi anche se non ufficialmente, perché bisogna vedere se il candidato ha ottenuto più del 50% più un voto, si conosce già il nome del sindaco e sono i comuni di Urbana, Carceri, Masi, Piacenza d'Adige, Villa Estense, Arre, Correzzola, Cervarese, Santa Croce. A Casale di Scodosia invece c'è ancora qualche dubbio sul raggiungimento del secondo quorum. Sempre in attesa di collegarsi con Trieste, allora sentiamo invece da Chiara Gaiani al telefono un po' la situazione in provincia di Vicenza. Chiara. Buongiorno da Vicenza, buona l'affluenza in tutta la provincia in questa tornata di elezioni europee. Al voto sono andati il 66% dei cittadini in provincia. La Lega supera l'asticella del 50%, arrivando a quota 240.000 voti, 52,66%. Partito Democratico, secondo partito, crolla il Movimento 5 Stelle. Restando ai partiti emerge il dato relativo a Fratelli d'Italia, che supera nella provincia iberica Forza Italia, che si ferma al 5,3%, con uno scarto rispetto alla formazione di Giorgia Meloni di circa 6.000 voti. Andando poi ai singoli candidati, un nutrito gruppo di vicentini si presentava alla ricerca di un seggio a Bruxelles. Nel PD a Vicenza l'ex sindaco Achille Variati conquista 6.400 voti. Matteo Salvini in città arriva a 6.700 voti, ma in Europa andrà quasi certamente la vice sindaco d'un tempo di Variati, parliamo di Alessandra Moretti, che lo supera di circa 1.000 preferenze, arrivando a 50.000 voti nella circoscrizione nord-est. Leader di preferenze resta in tutto il Veneto Sergio Berlato, primo dei non eletti di Fratelli d'Italia, alle spalle di Giorgia Meloni. Per ora da Vicenza è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie anche a Chiara Gaiani. Dicevamo, lo spoglio delle elezioni comunali inizia alle 14, fra poco più di un'ora. Ma ci sono già diversi comuni in Veneto che vedono già i sindaci virtualmente eletti, anche se bisognerà attendere lo spoglio ovviamente per verificare che almeno metà dei voti sia valido, ma sono quei comuni dove si presentava un solo candidato sindaco e quindi dove bastava di fatto superare il quorum dell'affluenza per ottenere il risultato di diventare sindaco. Si è dibattuto a lungo proprio in questa tornata elettorale, nelle scorse settimane, perché mai come in questa tornata elettorale delle comunali c'era un così nutrito gruppo di candidati unici. Si è parlato insomma della vocazione a sindaco che è scomparsa, della difficoltà di fare sindaco soprattutto in alcuni territori. Vediamo allora nella Marca Trevigiana un po' chi sono i comuni dove c'è già un sindaco.
Il verdetto direttamente dall'affluenza alle urne, dal momento che bastava che si presentasse a votare il 50% più uno degli aventi diritto. Più facile a dirsi che a farsi, ma tant'è. A meno di eclatanti ribaltoni dovuti a una valanga di schede bianche o nulle, ipotesi da fantapolitica che lo spoglio di oggi pomeriggio dovrebbe realisticamente smentire, Sarmede, Cimadolmo, Mansuè, Gorgo al Monticano e Povegliano hanno già il loro nuovo sindaco, dal momento che in Lizza c'era un unico candidato. Fallisce invece il quorum a Chiarano, l'affluenza si ferma al 47,29% e dunque il comune all'estremo lembo est della Marca si prepara al commissariamento prefettizio. Liscia la riconferma di primi cittadini uscenti, Larry Pizzol riconfermato a Sarmede, Giovanni Ministeri a Cimadolmo, Leonio Milan a Mansuè, Giovannina Covera a Gorgo al Monticano, Rino Manzan a Povegliano. Ha dunque prevalso un po' dappertutto lo spirito civico, i cittadini sono andati a votare seppure per l'unico candidato o candidata in corsa, un risultato a cui ha contribuito anche la concomitanza con il voto per l'Europarlamento. Niente di fatto invece a Chiarano, dove era candidato Stefano De Pieri, rappresentante della Lega, in un territorio che ha dato figure di spicco come l'ex primo cittadino e oggi senatore del Carroccio Giampaolo Vallardi. Il dato era già evidente ieri a mezzogiorno. Contro una media provinciale del 20% di affluenza, Chiarano era fermo al 13%. Alle urne rispetto a 5 anni fa, nel piccolo centro dello Pitergino Mottense è andato il 20% in meno dei cittadini e questo è un dato su cui riflettere. E adesso una brevissima pausa pubblicitaria e torniamo subito. Rieccoci in diretta, allora riusciamo a mostrarvi allora qualche minuto della conferenza stampa di Massimiliano Fedriga da Trieste. Ha fatto una conferenza stampa per fare un po' il punto della situazione, è da poco conclusa, i nostri colleghi di Trieste allora ci hanno girato una parte di questa conferenza stampa, vediamo qualche minuto di Massimiliano Fedriga, il commento a questa Lega Valanga. Incontro con tutti gli amministratori, consiglieri regionali, parlamentari della Lega di Friuli Giulia, per fare capire che l'obiettivo oggi è di dare risposte ai cittadini, tenere i piedi ben piantati per terra, sapere che il consenso lo si ha se le cose si fanno, come abbiamo dimostrato in quest'anno, e per quello dobbiamo continuare in quel modo, senza esaltazioni, anzi con la preoccupazione di dover dimostrare ancora di più. E dunque l'augurio che farò loro e mi faccio a me stesso è quello di essere all'altezza della fiducia ricevuta. Presidente, le faccio la domanda, dunque si aspettava questo segno più davvero deciso insomma, per la Lega, o si aspettava di confermare i risultati precedenti delle precedenti regionali che già erano buoni? No, non mi aspettavo di crescere così tanto come Lega, oltretutto partendo già da numeri molto elevati, il 35% alle scorse regionali, che penso neanche al tempo i più ottimisti commentatori potevano pensare che la Lega in Friuli Giulia arrivasse al 35%. Oggi abbiamo superato il 42%, ci avviciniamo al 43%, e quindi sono risultati assolutamente inaspettati, e ringrazio i cittadini di questa regione per la fiducia che ci hanno concesso anche dopo un anno di governo, che di solito sono sempre quelle elezioni un pochino più difficili, perché uno si è messo alla prova. Non è soltanto un voto sulla fiducia, ma un voto su quello che si è fatto. Sono contento che i cittadini abbiano apprezzato quello che abbiamo fatto in quest'anno, ci abbiamo messo anima e cuore per portare avanti quest'anno di governo, con fatica, con ancora tante cose da fare, e dobbiamo continuare assolutamente in quella direzione perché evidentemente abbiamo dimostrato che la politica può superare quella logica dove il giorno prima si dice una cosa e il giorno dopo si dimentica totalmente. Abbiamo dimostrato che il giorno dopo si fa quello che si è detto il giorno prima del voto, e così vorremmo andare avanti. Quali gli elementi secondo lei che hanno inciso di più in questo successo elettorale? Ma sicuramente la leadership di Matteo Salvini ha portato un vento positivo per la Lega a livello nazionale e anche in Friuli Venezia Giulia, e su questo bisogna assolutamente riconoscerlo, perché Matteo evidentemente è apprezzato moltissimo nella nostra regione. Sono convinto che ci possa essere anche un contributo dell'azione di governo del Friuli Venezia Giulia. Queste allora le parole di Massimiliano Fedriga raccolte poco fa da Laura Bucherella a Trieste con Enzo Iannacone. Adesso c'è solo il tempo di salutarvi e di dirvi di restare ovviamente in linea con noi, perché fra pochissimo c'è proprio una
speciale dedicato alle elezioni europee con Ferdinando Avarino, e allora commenteremo ovviamente con ospiti in studio le elezioni europee in attesa dello spoglio del 14, e poi ci sarà 20:10 dopo i telegiornali e alle 21:15 la grande diretta del lunedì sera Ring, quindi avremo anche tutti i sindaci e evidentemente anche nel caso ci siano i ballottanti, quindi europee, elezioni amministrative, tutto il quadro della situazione dalle 21:15 di questa sera. Non mi resta che salutarvi, vi lascio al meteo, ore 13 fra pochissimo con Ferdinando Avarino. Ben ritrovati al meteo. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni, avremo dunque condizioni di maltempo nella giornata di lunedì 27 maggio. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo piogge diffuse su tutte le province, localmente anche di forte intensità, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime in lieve calo comprese tra 16 e 18 gradi. Tempo perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, con rovesci e temporali un po' dappertutto, come ci mostra la nostra grafica, e non si escludono nemmeno dei fenomeni particolarmente intensi. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, massime in lieve diminuzione intorno ai 18 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché identica, con precipitazioni piuttosto diffuse, localmente anche forti. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 20 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.